Nei giorni scorsi a Ploaghe, nell'ex convento dei Cappuccini, si è svolto un vertice fra la vice ministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde e i rappresentanti dell'Unione dei Comuni del Coros. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche importanti, partendo dal problema legato allo spopolamento dei comuni a causa della chiusura di alcune scuole, dell'assenza dei medici di base e della riduzione dei servizi essenziali e sanitari. Si è discusso anche dell'attuazione della legge sui piccoli comuni e del PNRR. Un altro punto all'ordine del giorno è stato il superbonus 110% per le unifamiliari. I rappresentanti hanno chiesto a gran voce la proroga dei termini di scadenza per quella che è la tipica soluzione edilizia nei piccoli centri e permettere quindi agli abitanti di poterne usufruire negli stessi tempi dei condomini delle città. Proprio su questi temi la Todde ha ribadito l'impegno del governo, soprattutto tramite le risorse del PNRR, per creare nei piccoli e medi comuni infrastrutture e servizi necessari e confermando la propria volontà riguardo la proroga della scadenza del bonus. Inoltre ha voluto sottolineare l'azione del governo anche sul fronte dei rincari con l'ultimo decreto aiuti varato nei giorni scorsi. Nel lungo incontro si è anche parlato dei trasporti, sia in riferimento alla mobilità regionale che alla continuità territoriale, e su questo l'esponente del Movimento 5 Stelle ha evidenziato le criticità della norma regionale, sottolineando che le competenze è in mano alla Regione. Fra gli altri argomenti, i sindaci hanno posto l'attenzione sulle problematiche legate al settore agricolo, la forza trainante dell'economia di diversi comuni del Coros, ribadendo proprio la differenza di trattamento che c'è fra gli allevatori sardi e quelli del nord Italia, in riferimento alle risorse della politica agricola comunitaria 2023-2027. Al termine, il presidente dell'Unione dei Comuni, Carlo Soggiu, ha espresso la sua soddisfazione sul proficuo incontro, augurandosi che le tante proposte presentate vengano accolte.